In acqua c'è la Serie 1, esordienti a femmine dei 200 dorso, miglior tempo di iscrizione, in corsia gialla numero 4 Nina Pettenella, Team Sport Isola. Miglior passaggio ai 50 Deborah Bernardi 36,41, Francesca Negrisolo 36,90. Il record della manifestazione è di Martina Bortolotto 2,37,51. Virata dei 100 ancora Deborah Bernardi in prima posizione, il suo passaggio 1,14,97, seconda Francesca Negrisolo 1,17,96, Marta Scapoli in terza posizione dalla quinta corsia 1,21,01. Prossima gara saranno i 200 dorso esordienti a maschi. Ai blocchi di partenza abbiamo gli atleti della quarta serie. Virata dei 150 ancora Deborah Bernardi dalla settima corsia 39,74, i suoi terzi 50 metri, alle sue spalle Francesca Negrisolo 42,33. Marta Scapoli in terza posizione 44,39. Ricordo il record è 2,37,51. Deborah Bernardi saldamente al comando con la Negrisolo in seconda posizione. Miglior tempo al momento di Anna Colombo 2,39,94. Deborah Bernardi è lei la vincitrice di questa prima serie, 2,34,73, se viene confermato è nuovo primato della manifestazione. Francesca Negrisolo 2,42,04 è seconda, ma noi facciamo un riepilogo con le serie precedenti e quindi Bernardi vince, Anna Colombo si inserisce in seconda posizione e scala terza Francesca Negrisolo. Questo è l'epilogo delle esordienti a